Alessandra Moretti, portavoce del Comitato per Bersani, ospite questa sera a X News, la vita, le aspirazioni, ma anche la famiglia, una portavoce vista da vicino. Buonasera, l'edizione regionale dei nostri telegiornali, avete sentito i titoli, ma c'è anche delle primarie del Partito Democratico e del successo di Barack Obama negli Stati Uniti. Parla quella che è la donna del momento all'interno del Partito Democratico, ovvero Alessandra Moretti. Sentiamo questa intervista di Danilo Guerretta. Oggi gli occhi del mondo sono puntati sugli Stati Uniti con Obama riconfermato presidente. Lei negli Stati Uniti è andata anche per studiare le politiche di Obama. Come ha accolto questa notizia? Molto bene, io sono stata in piedi tutta la notte per seguirmi i risultati, sono molto contenta, dare continuità a quelle politiche democratiche che danno veramente diritti a tutti, soprattutto ai più deboli e ai più fragili. Un messaggio secondo me di speranza per tutto il mondo, è buttata nell'arena televisiva nazionale, insomma ci sto provando, ci metto tutta la buona volontà, magari talvolta sbaglio, però sto anche insomma crescendo un po'. Dal Veneto si fanno largo i nuovi politici, soprattutto i quarantenni. Tosi, candidato di Maroni alla premiership di tutto il centrodestra. Maroni che dice Tosi è il Renzi di centrodestra. Ma oddio, ognuno individua il leader che è più confacente, diciamo, a quegli ideali, a quei progetti e quei programmi di cui la coalizione insomma porta avanti l'ispirazione. Noi riteniamo che il prossimo sarà e dovrà essere un governo di centrosinistra, perché dovremo insomma rimettere al centro parole importanti come equità, giustizia, lavoro, lotta alla precarietà, scuola, formazione, diritti in questo paese, e riteniamo che una persona affidabile, onesta, capace, competente sia Pierluigi Bersani. E proprio Alessandra Moretti sarà ospite questa sera a X News. Con lei, con questa portavoce di Bersani vista da vicino, parleremo ovviamente del Partito Democratico, ma anche delle sue speranze e aspettative per il futuro. L'appuntamento è alle 21.